Continua incessante l'attività della Polizia di Stato a Sciacca e nei paesi limitrofi per contrastare e reprimere i fenomeni delittuosi che avvengono in quel territorio. In particolare questa settimana, col coordinamento del locale commissariato di pubblica sicurezza, è stato effettuato un capillare controllo straordinario del territorio con l'utilizzo di oltre 10 pattuglie, 30 poliziotti del locale ufficio e del reparto prevenzione crimine di Palermo, della sezione polizia stradale di Agrigento. I maggiori risultati ottenuti sono stati quelli dei posti di controllo effettuati 18, le persone identificate ben 351, gli automezzi controllati 138, quelli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 7, 25 le contravvenzioni per violazione al codice della strada, 60 i punti della patente totale decurtati, 6 i documenti ritirati a seguito di sanzioni amministrative, 7 i controlli pubblici effettuati nei pubblici esercizi, le sanzioni amministrative 1, controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza 52. Durante i predetti servizi sono stati sequestrati diverse biciclette a pedalata assistita e anche confiscati motocicli per la scopertura assicurativa, la mancanza della patente di guida e la modifica delle caratteristiche iniziali. Inoltre 2 soggetti con pregiudizi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, uno perché trovato in possesso di un coltello vietato. Nei confronti di quest'ultima persona, un pluripregiudicato residente in un altro comune fuori la nostra provincia, è stato avviato un procedimento amministrativo per l'irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via con rimpatrio obbligatorio dal comune di Sciacca e con l'inibizione di farvi rientro per 3 anni.